Il Giro del Veneto quest'anno si conclude con la premiazione con gli ultimi giri a Vicenza città, quindi è un'occasione di valorizzazione del nostro territorio, una presenza che avviene durante la settimana, la necessità di deviare il traffico in alcune zone e quindi questo poi è stato spiegato, viene spiegato in queste ore in dettaglio. Importante è naturalmente non perdere un'occasione per la nostra città, per valorizzarla. È un momento sportivo molto alto che vedrà la partecipazione anche di campioni importanti del ciclismo. Vicenza è protagonista dunque nella fase finale di questo importante evento sportivo veneto che, se da una parte ricevendo una straordinaria visibilità mediatica fondamentale in chiave di rilancio economico e culturale, impone qualche sacrificio per la parte viabilistica. Dalle 13 alle 16:30 ci saranno importanti modifiche alla circolazione nei 3 giri previsti. Interessato l'ultimo tratto della Riviera Berica nei pressi di Villa La Rotonda e il tratto del centro cittadino che dallo stadio si estende a Viale Verona per passare poi a Monteberico e a Corso Palladio e terminare la gara in Viale Roma. Un po' di pazienza ai cittadini la chiediamo per un evento sportivo che ha una rilevanza importante.